Bene, il 2018 è stato un anno straordinario per la Confartigianato e abbiamo un riconoscimento da parte di tutte le istituzioni ma anche della società civile rispetto a quelli che sono i temi dell'artigianato, per cui la maestria, la capacità di risolvere problemi, la capacità di personalizzare i prodotti, e ci è riconosciuto questo dal mondo intero. Noi abbiamo rapporti continui con la Regione, in Regione stiamo presidiando quella che è la legge sull'autonomia, abbiamo anche qualche novità in queste ore, speriamo si arrivi prima della fine dell'anno a un riconoscimento nazionale di questa legge, e abbiamo portato a casa a grande successo la legge sull'artigianato, legge che è stata riformata, che è stata resa moderna e che è stata resa secondo quelli che sono i nuovi canoni dell'artigianato. Ci stiamo assolutamente impegnando per quanto riguardano i temi dell'internazionalizzazione e del Made in Italy, visto che questa è una regione che ha come fiore all'occhiello l'export e tutto ciò che ha a che fare con i mercati internazionali. Bene, questo è il bilancio del 2018, ma adesso siamo in clima di festività natalizie. Un grande augurio a tutti gli artigiani da parte di Confartigianato del Veneto, affinché il Natale possa essere un momento da trascorrere in famiglia per ricaricare le pile e per ripartire poi nel 2019, che deve essere assolutamente un 2019 ricco di successi imprenditoriali e con una Confartigianato che sia tutor vostra e che sia alle vostre spalle, al vostro fianco, affinché diventi molto più facile fare impresa.